La Bartocini Fortinfissi Perugia lotta e ne vale la pena. Con l'inizio dell'anno arriva la prima vittoria e 2 preziosi punti per smuoversi dal fondo della classifica grazie al 3-2 inflitto alla Reale Mutua Fenera Chieri. L'avvio è di Chieri, che scappa sul 6-10. La Bartocini Fortinfissi Perugia prova a riavvicinarsi, ma i troppi errori tengono le ospiti avanti. Un fallo a rete su un attacco di Lasic e un errore di Perinelli fanno salire Perugia sul 12-15 e costringono coach Bregoli a chiamare il primo time-out della partita. Un primo tempo un ace di Rosen spezzano la serie di punti di Perugia e inducono Bovari a fermare il gioco, questa volta sul 13-17. Le magliette nere si fanno sotto sul 16-18 con un muro di Montibeller, ma un errore della brasiliana e un muro vincente permettono a Chieri di portarsi sul 16-21. Il coach umbro ferma il gioco per la seconda volta. La ricezione di Perugia continua ad avere problemi, il muro non riesce a fermare Grobelna e Chieri scappa sul 18-24. Menghe e Montibeller accorciano, ma Rolfsen chiude la prima frazione 20-25. Il secondo set si apre con Perugia più decisa. Menghe, Angeloni e Lasic e un muro di Mioberto lo firmano il 7-3. Bregoli ci vuole parlare su e alla ripresa del gioco Perinelli riconquista subito la battuta. Un attacco di Grobelna sancisce la parità a quota 8. Perinelli sbaglia una battuta. Montibeller sale di tono e Perugia allunga sul 14-11. Raschi schiaccia il 17-13 e Bregoli ferma il gioco. Chieri accorcia, il primo tempo di Mazzaro vale il 19-17. Perugia alza il muro e mette la freccia sul 21-17. Montibeller mura un attacco di Chieri e per il 25-18. Sul 23-20 Bovari inserisce Bidias, ma è Montibeller a dare a Perugia il 24-21. A Bidias invece resta solo di chiudere il set sul 25-22. Il terzo set parte in equilibrio con Lasic che sigla il 3-3. Raschi, un errore di Meyers e Montibeller danno il 6-3 alla Bartocini Fortinfissi. Bregoli chiama timeout, ma le padrone di casa mantengono il vantaggio. Chieri commette troppi errori e deve fermare il gioco un'altra volta sul 14-9, ma il copione non cambia. Perugia va a 18-13 con Raschi, l'ace di Miobertolo dà il 21-16 alle padrone di casa. Chieri continua a sbagliare e Perugia chiude 25-17 con Angeloni. Il quarto set parte con Chieri nuovamente avanti per 1-4. Perugia prima pareggia con Raschi, poi trova il primo vantaggio con l'ace di Angeloni sul 6-5. Bregoli si rifugia nel timeout e alla ripresa un errore di Montibeller dà il separe alla squadra. Chieri mette la testa avanti con il muro di Mazzaro e mantiene il vantaggio, costringendo Bovari a chiamare un minuto sul punteggio di 11-14. Un muro di Miobertolo permette a Perugia di avvicinarsi fino al 16-17. Poi Chieri scappa e sul 16-22 Grobelna e Mazzaro portano fino alla fine la squadra, chiudendo però 17-25 con un muro su Montibeller. Un'invasione a rete, Montibeller danno il 5-2 a Perugia nel set decisivo in avvio. Bregoli ferma il gioco e al rientro Grobelna porta sotto la Reale Mutua Fenera Chieri. Perugia va sul 9-5 con l'ace di Angeloni e l'attacco vincente di Lasic. Acrari e Polter sbagliano 2 battute. Montibeller regala il 12-8 alle padrone di casa. Chieri recupera grazie a 2 errori di Montibeller che si riscatta subito siglando il 13-11. Il punto del 15-12 è di Raschi.